Buonasera, avevo preoccupato, ho detto magari non è venuto perché è morto. No, per dire che magari alla sua età può capitare... Stiamo scherzando. Ah, sta bene. Roberto, non hai sentito cosa? No, ma stavo scherzando. Sta ridendo. Sta ridendo. Ma Roberto non l'ha presa l'influenza quest'inverno? Sì, ha preso la settimana scorsa che gli ho detto che stava giocando un po' con le medicine. Ma gli orecchioni li ha presi lui? Che cosa Gli orecchioni li ha già presi? Non lo so. Roberto, gli hai presi gli orecchioni? Sì, ha detto che gli riporta più quanto ha? tardi. 10 anni? Quanti anni ha? 10 anni? 42. Non va allora questo figlio. Vabbè, aspetta. Roberto, quante volte ti ho detto di non chiuderti le dita nel cassetto? Vabbè, sono il comodino è nuovo e si rovina. Vabbè, il comodino, le dita. Stai facendo cosa scemme. Venga qui, lei è tifoso del Cagliari. Venga che le prendete il portiere del Cagliari. C'è il portiere del Cagliari, lo vuole conoscere? Non dica a Roberto di venire che lo... Roberto, vieni che c'è Nakanakis. No, c'è Iezzo! Non è Nakanakis, è Iezzo! Categianakis è andato via. Piacere. Lo so, questo... Sono signor Tonino. Piacere. Ugo Storelli. Chi? È un medico, può servire al Brozzo. Non si sa mai. Lui si occupa dei trapianti. Che cosa? Vabbè, è una cosa... vabbè, è un medico, può servire... Piacere, signor Tonino. Venga, le presento il mio giornalista. E che cosa ha mangiato? No, cosa ha mangiato? Che cosa ha mangiato? È normale. Piacere, signor Tonino. Alessia, la conosce Alessia? È morbido morbido. Sì, l'ho conosciuta Alessia, è amica di Roberto. La presentiamo a Roberto. No, lui non lo voglio conoscere. Perché? Perché è cattivo. Lui si fa le canne con Roberto. Sì. Si fa le canne con Roberto. L'ho iniziato io, Roberto, no? L'ho iniziato e l'ho anche finito, però. Roberto, non spinellarti. Non le fate. Tonino, visto che c'è Iezzo, ce la regala mezzo minuto della sua canzone? Veloce, dai. Solo per lei. Solo per lei, dai. Mezzo minuto, è una cosa veloce. Dai. Sì. C'è anche il fiore. Vai. Vai. No, e forza Cagliari. E lo stadio è sempre pieno. È Santeria. I Cagliari che gioca il VAR e Zola e c'è Gigi Riva basta così. Bravi ragazzi, si accomodi. Signor Tonino, si accomodi. Che cosa avete fatto? No, ma non mangia adesso, aspetti gli altri. No, aspetto gli altri. Aspetti gli altri un attimino, rimanga qui un attimino e aspetta gli altri.